dei 7 soli, in attesa di essere ricevuti dal Papa. Così annota padre Lucas Wadding, frate irlandese e dotto analista del francescanesimo, nell'anno 1212 dei suoi Annales Ordinis Fratum Minori. Donna Jacopa dei 7 soli si interessò presso l'abate di Santa Cosma, detto Cosimato, posto nel rione Trasteverino, onde ottenere vicino all'ospedale posto sulla riva del Trastevere un ricovero all'ospizio per i frati che venivano a Roma, dove il Padre Santo usava dimorare e dove esiste tuttora la sua stanza convertita in cappella, nella quale spesso celebrai la Santa Messa. 3 anni circa dopo la morte di San Francesco nel 1229, a motivo dell'umile e prezioso servizio testimoniato dal poverello d'Assisi e dai frati a Roma, Papa Gregorio IX, con la sua bolla Cum Deciat Vos, la cui trascrizione è leggibile in convento nel corridoio degli affreschi, prega l'abate benedettino di donare l'ospedale e la chiesa attigua all'ordine dei frati minori. Ecco dunque questo importante convento francescano, ma ahimè poco conosciuto, che si trova a Roma. Qui infatti vi dimorò San Francesco con i primi frati. E questo è l'interno del santuario di San Francesco a Riva. Nel santuario di San Francesco a Riva a Roma si venerano anche le spoglie di San Carlo d'Asezzi e dei frati minori. Questo è sempre l'altare maggiore del santuario di San Francesco a Riva.